Uno dei limiti principali che le amministrazioni pubbliche hanno è spesso quello di non riuscire a comunicare con i propri concittadini. Lo stiamo facendo con un video che vogliamo appunto proporre alla collettività. Il video parla di Elmas dagli anni 50, quindi dall'immediato dopoguerra ad oggi, proprio perché siamo convinti che presentare una comunità attraverso le varie sfaccettature della sua vita quotidiana sia sintomatico proprio della cultura di un popolo. Quindi tratterà di diversi argomenti che sono appunto la vita sportiva, la vita culturale, la vita religiosa, tutti ambiti della nostra comunità che sino adesso non sono stati sufficientemente pubblicizzati. Quindi ci siamo voluti impegnare proprio come amministrazione a sottolineare tutti questi aspetti perché Elmas possa cominciare ad avere degli strumenti proprio di conoscenza di se stessa che possano essere anche consegnati al futuro. Il nostro territorio comunale è di 1370 ettari, su cui insiste compendio aeroportuale per circa 350 ettari e il Consorzio Industriale di Cagliari. Il problema dei traffici in Sardegna è stato oggetto di discussione durante tutta una giornata alla conferenza internazionale di Gran Turismo tenutasi a Sorrento. Fondamentale per lo sviluppo economico dell'isola è una rete di comunicazioni e di mezzi di trasporto. Arrivare in Sardegna e percorrerla costa oggi in modo proibitivo. Si cerca di facilitare la soluzione del problema. Al Palazzo della Regione l'assessore ai trasporti del Rio illustra il progetto di una strada panoramica alle porte di Cagliari. Costerà 200 milioni. I mezzi più moderni vengono potenziati, come quelli aerei che a Elmas sono stati dotati di modernissima aerostazione. Da oggi i viaggiatori in partenza o in arrivo all'aeroporto di Cagliari-Elmas patiscono qualche disagio in meno. È entrata in funzione stamattina la nuova moderna aerostazione che consentirà una maggiore funzionalità e rapidità dei servizi a terra e darà ai passeggeri durante le lunghe attese quel minimo di comfort che prima mancava completamente. Anche se si tratta di un'apertura provvisoria, la nuova aerostazione funziona già quasi perfettamente. Mancano alcuni servizi come l'aria condizionata, il bar non è ancora stato sistemato in maniera definitiva e mancano altri servizi che invece sono previsti, come le cabine dei telefoni di Stato, l'ufficio cambi e soprattutto un numero sufficiente di poltrone per la sala d'attesa. Si tratta comunque di servizi tutt'altro che indispensabili, come si vede, alla cui sistemazione, ha assicurato il direttore dello scalo Mario Del Curatolo, si provvederà entro breve tempo. È provvisorio anche il servizio di trasporto dei passeggeri dall'aerostazione agli aerei in partenza e viceversa. Per il momento viene effettuato con normali pullman dai quali sono stati tolti i sedili per lasciare maggiore spazio ai viaggiatori in piedi. Successivamente lo scalo verrà dotato di appositi pullman navetta uguali a quelli in servizio nei più grossi aeroporti italiani. Quello che è invece già perfettamente funzionante è il servizio a terra delle compagnie. ATI, Italia e Alisarda sono state sistemate ora in uffici idonei e i banchi accettazione sono facilmente visibili e accessibili ai viaggiatori. Un ampio spazio è riservato ai viaggiatori in partenza e in arrivo. I primi, superato il controllo di pubblica sicurezza, hanno a disposizione una grande sala d'attesa dove aspettare la chiamata d'imbarco.
Per i passeggeri in arrivo sono stati sistemati 2 rulli trasportatori che potranno rendere l'operazione recupero bagagli molto più rapida di quanto non avvenisse finora. Teniamo conto che una risorsa come l'aeroporto scarica sul nostro territorio regionale circa 2,5 milioni di passeggeri annui. L'aeroporto di Elmas è la porta della Sardegna, quindi noi siamo, sì, uso questo termine, i portinai, e siamo spettatori privilegiati, nel senso che in tutti questi anni davvero abbiamo visto passare di tutto e di più in aeroporto. Semplici cittadini, ministri, le più alte autorità di Stato, il Papa. Un attenti, ma anche uno squillo di sveglia per i problemi sardi. Sul campo di Elmas scende il ministro Campilli, accolto dal presidente della regione. Le strade dell'isola sognano un'antica poesia pastorale che si concerterà domani col dinamismo del traffico moderno. Questo è un paese ovviamente a grande vocazione agricola, dove si sfruttava anche la grande risorsa dello stagno, per cui c'erano anche i pescatori, però fondamentalmente era un paese agricolo. La posizione strategica del territorio, del centro urbano, ha alimentato le attenzioni di tanti cittadini che hanno ritenuto di dover venire a risiedere a Elmas. Si è registrata una grande trasformazione, nel senso che è diventato un paese dove in qualche modo si privilegiavano i servizi. Subito dopoguerra c'è stata un'evoluzione nell'economia della nostra comunità, era soprattutto agricola, pastorale in parte, ugualmente per quanto riguarda l'economia della pesca, che vedeva molti e vede ancora molti pescatori, però essendo entrati in un ragionamento di consorzio, è chiaro si sono costituite delle cooperative che hanno consentito di entrare organizzati nello stagno. Il mercato nasce oltre 15 anni fa e ha avuto modo di svilupparsi positivamente, tanto è vero che è nato proprio per mettere insieme tutti questi produttori che erano di Elmas e che sono di Elmas, per metterli insieme e fare una struttura pubblica che consentisse la vendita di prodotti di eccellenza. Un'area industriale così vasta mangia il nostro territorio, ha mangiato il nostro territorio. In tutti questi anni abbiamo assistito davvero a una perimetrazione
del territorio che sta tra la 131 e l'aeroporto, che è quello nel quale insiste il Casice, e abbiamo lasciato spazio a questo insediamento industriale che ospita le più grandi e le più importanti aziende della Sardegna. Il 12 giugno del 1961 si costituisce il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari, meglio noto con la sigla CASIC. Il 1962 è l'anno in cui viene varato il programma straordinario per favorire la rinascita della Sardegna, più comunemente conosciuto come Piano di Rinascita. Ancora molto interesse intorno all'area industriale di Cagliari. Perché, avvocato Usai? Ma l'interesse deriva dal fatto che in un processo di sviluppo economico integrato la Sardegna non poteva non riservare uno spazio al settore industriale. E quindi si è provveduto ad attrezzare delle aree che prima erano delle lande deserte con infrastrutturazioni che consentissero l'ubicazione di imprese industriali. Elmas è ancora davvero una piccola comunità per certi versi e identifica ancora nella chiesa e nella scuola due soggetti, due realtà alle quali guardare con grandissima attenzione. Il parroco davvero assieme al sindaco e al preside costituiscono dei riferimenti importanti. Quindi in questo video abbiamo voluto davvero dare uno spazio particolare anche all'aspetto della vita religiosa della nostra comunità e a quello della formazione, quindi all'ambito della scuola attraverso dei protagonisti di queste due realtà. Un po' facendo memoria del mio passato, ho voluto che in questo video venisse intervistato Don Pietro Meledina, assieme ovviamente a Don Luciano, che è il parroco attuale. A loro abbiamo chiesto di darci una fotografia della Elmas di ieri e della Elmas di oggi proprio dal punto di vista religioso e dell'approccio dei nostri concittadini alla vita religiosa. Per Elmas sono Don Pietro Meledina. Io ho incontrato una popolazione che realmente mi è rimasta ancora dentro, perché io ho lasciato un bel pezzo di cuore lì ad Elmas. Io sono arrivato lì in una situazione particolare, senza titolo di parroco, senza congrua, e allora voleva dire lo stipendio, no? Senza congrua e senza casa parrocchiale. Ho trovato in quel periodo molti collaboratori nei vari campi. Nel campo politico eravamo frazione di Cagliari, e quindi i subsindaci, a partire da quello che mi ha accolto, Luigi Serra, poi Cavalier Ragazzo, l'insegnante Toniolo, poi Corriga, tutti questi subsindaci, e con i quali appunto abbiamo cominciato a mettere i primi passi per la separazione da Cagliari, perché la frazione diventasse comune autonomo. Era tutto attorno alla parrocchia. Abbiamo iniziato allora anche i primi giochi della gioventù che non si facevano mai, fatta sorgere la polisportiva. C'era già la gioventù sportiva ad Elmas, difatti il primo derby tra la polisportiva e la gioventù sportiva quando c'ero io lì. E poi tramite Mario Ordigas siamo riusciti noi ad ottenere il campo allora della Ferriera, il cosiddetto campo della Ferriera. Ecco, ho fatto l'ultima partita a calcio nel campo, l'ho fatta proprio con un infortunio, mi hanno pestato il piede giocando lì a pallone. L'ultimo calcio che mi ha dato Giannino Meloni si chiama, adesso non so, è un pezzo che non lo vedo più. E da allora mi sono infortunato e non ho potuto più giocare. Abbiamo ripreso la celebrazione della festa di Santa Caterina, no? Perché poi era diventato un maneggio, poi invece hanno rimesso a posto la chiesetta,
e abbiamo ripreso il pellegrinaggio della parrocchia alla chiesetta Santa Caterina per fare la festa Santa Caterina. E poi avevano iniziato appunto questa festa di Geliacquas della laguna, dove appunto erano begli incontri di questi che in quel periodo si sentivano un pochettino molto isolati, questi del Geliacquas. Poi invece con queste feste c'è stata, e noi eravamo lì, grande festa, celebravamo la messa alla laguna. Io difatti la prima festa che avevo celebrato mi avevano regalato anche una targa, ricordo, che conservo bene nel mio studio. Una bella popolazione, e io sono stato bene con loro e loro so che sono stati bene con me. Quando sono andato via, ho potuto dire pubblicamente: io sono entrato in tutte le vostre case, ho incontrato e parlato con tutti gli abitanti, i cittadini di Elmas, ho parlato con tutti. Abbiamo bisticciato con molti, ma con tutti questi molti abbiamo fatto la pace. E quindi oggi posso dire di andare via contento, perché andiamo via da amici, e amici per fortuna siamo rimasti ancora. Sono qui a Elmas da appena 5 anni e non ho quindi un quadro sufficientemente profondo, almeno perché per conoscere bene l'anima di un paese, di un popolo, sicuramente ci vuole molto più tempo. E la prima cosa che mi ha colpito è la presenza ad Elmas di una immigrazione, di una immissione di tanta gente, proprio per lo sviluppo edilizio che c'è stato, che in qualche modo mi sembra abbia messo in difficoltà il nucleo portante del paese a difendere, a costruire, a vivere la sua identità, la sua originalità. La difficoltà, per esempio, a sostenere le feste, le tradizioni, che difendono con i denti un pochettino gli